Domani alle 12, al termine dell'allenamento, il tecnico dell'Acragas Raffaele Di Napoli incontrerà i giornalisti nella sala stampa dello Stadio Esseneto in vista dell'impegno di domenica alle 14:30 con la Juve Stabia. Domani Di Napoli si presenterà da solo in sala stampa, con lui non ci sarà infatti nessuno dei suoi giovani come avvenuto finora. La sfida di domenica è di quelle che richiedono la massima attenzione. Purtroppo non sarà possibile vedere in campo Bramati, neppure per poco. A quanto pare la speranza di utilizzarlo, magari per uno spezzone, sarebbe svanita. In casa Acragas comunque prevale la fiducia e c'è chi, come il capitano Tiago Cazzè, conta molto sul sostegno del pubblico che sicuramente domenica sarà presente in massa, invogliato anche dal costo del biglietto, che in curva è di sole 3 euro. Se si guardano le statistiche, può fare impressione leggere ad esempio che una vittoria con la Juve Stabia manca all'Acragas dal 1956, quando i biancoazzurri vinsero all'Esseneto. Quello che potrebbe preoccupare piuttosto sono invece le diffide che riguardano i giocatori. Sono a rischio il capitano Cazzè, Mileto, Sepe e Riggio. Un pensiero in più per l'ultima sfida, quella decisiva con il Monopoli. Domenica all'Esseneto, lo ricordiamo, ci sarà seduto in tribuna anche Marcello Giavarini.